La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Aperitivi in musica di e con Giovanni Baldini. Abbiamo già accennato nelle nostre pillole alla celeberrima sonata Opera 57, denominata anche Appassionata. In questo caso vorremmo analizzare assieme l'ardimentoso terzo movimento. Particolarmente interessante è il fatto che Beethoven collega il secondo movimento al terzo. Vediamo come. Invece di concludere con una cadenza, per così dire, prevedibile, Beethoven apre la porta verso qualcosa e con un arpeggio e un accordo molto secchi scrive attacca l'allegro, una sorta di richiamo al quale seguono degli accordi arrabbiatissimi, furibondi, che poi lasciano spazio ad un motto, neanche un tema, una specie di motto, una cellula tematica che Beethoven riutilizzerà nel corso di tutto questo allegro ma non troppo. Il tema dunque di questo terzo movimento è una sorta di turbina inquietanti che ci inseguirà pagina dopo pagina. Non voglio ora soffermarmi su tutti gli elementi compositivi di questo allegro, ma voglio concentrarmi sul finale. L'esaltante cavalcata non si arresta, ma anzi converge in questo punto preciso. Il pianista deve accelerare, c'è scritto sempre più allegro, fino a raggiungere il presto, ovvero un andamento ancora più veloce rispetto al precedente. Ci sono due accordi che riassumono la potenza del sentimento che Beethoven vuole esprimere. Anzi, il secondo è anche sforzato, quindi ancora più incisivo. Sentiamo adesso la versione, forse la migliore di tutte, che Richter offre in questa registrazione. Nel finale il tema ritorna, ma in maniera ancora più prorompente. Ascoltiamo assieme queste ultime pagine nella versione di Richter. Come qualcuno di voi si sarà accorto, in questo punto preciso la sinistra comanda e Richter, nel sottolineare questi motti ta-tan, 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 ad un certo punto fa una stecca terrificante, dovrebbe essere circa un mi, ma la cosa più incredibile è che è giusto che sia così. La sua esecuzione era talmente vorticosa
da far esplodere il pubblico alla fine dell'ultima cavalcata discendente che finisce con gli accordi in minore. Questa involontaria stecca, questa nota sbagliata, in realtà è bellissima, è giustissima. Io non sono il solo a pensarla così. Vorrei citarvi le parole di Nikolaus Harnoncourt, un grandissimo direttore d'orchestra. Se un musicista commette un errore perché rischia tutto per ottenere la cosa più bella e sbaglia, allora io gli sono grato per questo fallimento, perché soltanto con questo rischio si può ottenere la bellezza, la vera bellezza.